consolazione, speranza, carità, parole che dovrebbero essere state cancellate da secoli dal nostro vocabolario. Parole che hanno solo saputo costruire masse di ignari coglioni, in attesa sempre della redenzione, della salvazione. Qual è la ragione per cui un uomo dovrebbe delegare a un altro la scelta delle proprie scelte, se non quella di riconoscere un'incapacità profonda, abissale nel farsi carico delle proprie idee, una congenita nullità nel proprio percorso umano? Siamo passati da masse elevate ad un'ignoranza coatta, a masse ignoranti con la supponenza di non esserlo, da masse costrette ai più duri lavori per poter sopravvivere, a masse che chiedono di sopravvivere grazie a un lavoro. Ma la ricerca di una sicurezza non si è mai tramutata in una sicura ricerca del vivere. Invece di affrancarci dalle catene di montaggio, si guida l'apocalisse appena qualcuno tenta di romperle, appena si sente odore di libertà, se fosse mai poi libertà. E che cos'è infatti la libertà se non il desiderio di poter guardare il buio con i propri occhi senza dover scappare, di poter perdersi dalle proprie memorie, confini, limiti e radici della nostra stessa identità. Sì, ma oggi si vivono solamente tempi drammatici, non tragici. Si confonde la cultura con lo sproloquio. Io amo le persone che non sono arrivate nemmeno alla seconda elementare, immerse nella santa ignoranza, quella di cui parlava Giuseppe da Copertino. Un'ignoranza però che consentiva di essere attenti e assetati di sapere, di conoscenza. Un'ignoranza che permetteva anche alla persona più umile di rendersi vibrante di fronte al mistero della vita. Invece siamo circondati da uno sguazzare mediocre, da patentati insignificanti che si autoincensano, incensano il proprio vuoto riempito di bassezze. Abbiamo costruito una cultura che inneggia all'ovvio, al banale, all'ebbetudine, non sempre, ahimè, stuporosa magari. E quel che è peggio è che la nostra mente sembra trovarsi a proprio agio solo fuori dal pensare e dal riflettere. 40.000 anni di evoluzione non hanno spostato di un passo l'uomo dalla sua naturale propensione al superficiale, all'immediato, al semplicistico. Vi è un'innata predilezione per le storie coerenti, piuttosto che per le verità grezze. È dimostrato che si pensa assai meno di quello che si pensa di pensare. Attraverso un empirismo ingenuo si lavora sull'inferenza dove la logica diventa sinonimo di apodittico. Io mi prostro davanti a figure come Cristo, che ha saputo creare visioni del mondo non ai cristiani, che ne hanno fatto una minchia di questo messaggio. Come Michelangelo, che ha saputo creare raffigurazioni sublimi del proprio immaginario simbolico e non ai tanti critici che hanno riempito gli ultimi secoli delle loro cazzate sul suo ingegno. Come Steve Jobs, che ha saputo essere una figura fuori del coro, non ai milioni di coristi immersi tra smartphone e 5T. Ecco, oggi noi viviamo nell'era della comunicazione, dove paradossalmente non vi è più nulla da comunicare. Perché la comunicazione è traslazione di esperienze, di vissuti, non di masturbazioni mentali. Viviamo nell'era dell'immagine dove un gioco narcisistico di specchi ha sostituito la creazione di visioni del mondo. L'ordinario è il quotidiano, è il nostro pane comune. Ma solo i folli, i non ordinati, i non adattati alle regole sono coloro che hanno lasciato in realtà tracce indelebili nella storia dell'uomo. L'illusione della comprensione.
Ecco, questo è l'apice del disturbo mentale. Sì, categorizzare è necessario per l'uomo, ma è una patologia profonda se si considera una verità. È confondere, come dice Bateson, la mappa con il territorio. Si ottengono meravigliosi benefici solo evitando la tossicità dei media e senza dover scomodare McLuhan, Derrida, Lacan. Basterebbe ritrovare la parola, non lo sproloquio, il teatro, non lo spettacolo, l'esperienza, non il suo surrogato, per capire che la vita non è quella fantasmatica rincorsa all'avere un corpo, ma la necessità di riconoscere che siamo un corpo. Ecco, ci si scandalizza invece per la prostituzione del proprio corpo, mai della propria mente. Beh, forse è vero che ci si cura più del proprio culo che del proprio spirito. Circondati da una politica che è solo demagogia, ecco, si riesce a vedere solo ciò che i governi fanno nel bene e nel male, senza mai scorgere l'alternativa, che esiste, ma è meno visibile, non immediata, non adatta alle visioni di massa. Ci hanno educati a pensare che la regola della maggioranza valga non solo nell'ambito politico, ma anche in quello del pensiero. Ma nel pensiero la maggioranza si sbaglia sempre. La maggioranza deve disporsi all'ascolto e aprirsi a colui che ha avuto un'esperienza che sia al di là del cibarsi, l'avere un letto, procreare e far soldi. Imparare ad essere scettici financo delle proprie stesse interpretazioni. Ma questo ci rende esausti, spossati. Ecco, il nostro corredo fatica ad adattarsi, il nostro corredo genetico intendo. È molto meglio seguire i nostri istinti di primati e riconoscere che il cervello è geneticamente predisposto a regole morali. Molto meglio seguire un sistema educativo che obbliga costantemente studenti a elaborare risposte definitive. E li biasima se non esprimono giudizi, se sanno dire non lo so. Come uomini siamo costantemente privati del senso della vita e della morte, quindi giocati a rimanere sospesi, condannati all'impossibilità di infliggerci profonde cicatrici di vissuto, invitati a chiedere l'aiuto a divinità edulcorate, quello che hanno fatto negli ultimi secoli, fuori dal sangue e dallo sperma. Ma il Dio della morte è anche il Signore del sesso, è allo stesso tempo divinità di morte e di generazione. E questo è un tema fondamentale. Per morire bisogna essere nati e bisogna morire per vivere. Solo quando si oltrepassa il confine, all'inizio l'avventura, si entra in un campo non protetto, vergine. Non puoi essere creativo senza lasciarti alle spalle tutte le regole prefissate. Guardate che è sorprendente quanto possono essere efficaci 40.000 anni di buon senso comune, il buon senso comune, di logiche autocontradittorie ma perfettamente vincolate alle ragionevoli ragioni di ogni sistema culturale, che in quanto tale si regge per la sua dimensione autoreferenziale. E allora accogliamo con sicura devozione ogni possibile metafisica, purché si palesi necessariamente come l'unica accettabile prostituta in grado di nascondere la barbarie della ragione. Si apra definitivamente uno iato incolmabile tra coloro che attraverso insopportabili spasmi costruiscono un'estetica e coloro che riconoscono nello spasmo stesso l'unico atto possibile. Questi non sono tempi per una dimensione artistica o per ermeneutiche che possano sfidare l'odioso carnaio che ci soffoca di nemmeno freschi, peraltro, escrementi culturali. Noi oggi stabilità e ricerca si sono unite. Ecco, l'odioso amplesso sarà foriero di orride gravidanze, di cervelli affogati in dolciastri liquami come dei teneri rasgulle indiani, o di masse immatricolate pienamente incuranti della loro cronica indeiscenza.
Riconosciamo tutti i tentativi e gli esiti delle grida di voci autonome per indicare il sentiero del vuoto. Popolari apocatastasi ne hanno azzerato ogni valenza. E allora io credo che oggi è il tempo per un teatro anale, un teatro che si impone come clistere per le partiture performative che riempiono oggi le nostre sale. Essere pronti a lavande intestinali, a distillati violentatori che ci colgono alle spalle mettendo a nudo ciò che è basso e nascosto. Senza scelta. Chi ci impone vincolanti strutture o sillogismi che non solo afferiscono al mondo della logica, ma rendono le nostre menti paraplegiche, deve poter essere divorato. Un atto di sacro e condiviso cannibalismo, purché consapevoli sulla tossicità dell'alimento. Ogni palcoscenico deve poter essere distrutto, ogni luogo di attori cancellato. Queste imponenti macerie, ecco, saranno un monumento perenne dell'incapacità umana di porsi come unico limite lo sfintere del mondo. Attenzione, è il sistema nervoso del pubblico che è di scena. Entriamo nella coscienza dell'osceno e nella perversione della catarsi, passaggio necessario perché il teatro della caverna converta ogni possibile tabernacolo nell'unico ostensorio.